Come prefazione andiamo a leggere un versetto di Giovanni 14:1, perché il Signore ci vuole incoraggiare e vuole che noi portiamo consolazione e incoraggiamento a tutti coloro che sono attorno a noi. Il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Alzatevi tutti. Andiamo a leggere tutti insieme, dobbiamo fare un coro all'unisono. Dobbiamo leggere tutti insieme il Salmo 91, decantato in questa settimana. Non lo voglio spiegare, perché non c'è niente da spiegare, perché si spiega da sé, ma mi voglio soffermare su alcune cosine per fare capire l'importanza della preghiera ad alta voce e della preghiera che nasce dal cuore e non la preghiera ritmica o mnemonica. La preghiera ritmica o mnemonica è una continua litania che non serve a niente, perché il Padre vuole ascoltare vuole sentire la nostra voce, vuole che noi proclamiamo tutto ciò in cui noi crediamo. Noi dobbiamo credere con tutto il cuore e proclamare con la nostra bocca e dichiarare con la nostra fede che il Padre è nostro Padre e che noi siamo suoi figli e che nulla potrà capitare a tutti coloro che si rifugiano presso di Lui. Amen? Tutti insieme allora. Chi dimora nel riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, egli ti libererà dal laccio dell'uccellatore e dalla peste mortifera. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Basta che ti osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Poiché tu hai detto, oh Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché egli comanderà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno nelle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in alcuna pietra. Tu camminerai sul leone e sull'aspide, calpesterai il leongello e il dragone. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Amen. Sedetevi. Proviamo a dire ad uno. Io mi fido di te, Gesù. Ad uno. Allora, incominciamo. Io mi fido di te, Gesù. Forza.
Forza, forza, forza. Amen. 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 Salvatore. Amen. 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 Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Amen. 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 Grazie Gesù. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Ah. Amen. 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 Emanuele, forza. Amen. Allora ora tutti insieme all'unisono. Amen. Forza. 1, 2, 3. Di nuovo. Di nuovo. Alziamoci. Forza. 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 Io mi fido di te, Gesù. Io mi fido di te, Gesù. Io mi fido di te, Gesù. Amen. 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 Ok. Gloria a Gesù. Potete sedervi. Vi voglio leggere un'altra parola per poi parlare insieme di quello che leggiamo. Andiamo a leggere Deuteronomio 20, dall'1 al 4. Ve lo scrivete e poi magari a casa ve lo leggete. È Deuteronomio 20, 1, 4. Quando andrai in guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in maggior numero di te, non aver paura di loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è con te. Così quando sarete sul punto di dare battaglia, il sacerdote si farà avanti e parlerà al popolo. E gli dirà: ascolta Israele, oggi voi state per dare battaglia ai vostri nemici. Il vostro cuore non venga meno, non abbiate paura, non vi smarrite e non vi spaventate davanti a loro, perché l'Eterno, il vostro Dio, è colui che marcia con voi per combattere per voi contro i vostri nemici e per salvarvi. Amen. E questa parte è pure confermata la leggiamo pure, però non la leggiamo, al capitolo 3, versetto 22, e in Esodo 14, 14 e in Giosuè 23, 10. Quindi noi veniamo oggi incoraggiati da questa parola che ci dice caldamente e con amore di stare tranquilli, perché Egli è la nostra forza, Egli è la forza del nostro cuore, è la forza della nostra mente, è la forza del nostro corpo, e non ci capiterà nulla perché Dio è davanti a noi. Amen. Ci crediamo? Ci crediamo? Se ci crediamo veramente facciamo un grande applauso. Grazie Padre, grazie perché tu veramente sei davanti a noi. Grazie Padre, a te va la gloria Signore, a te va l'onore. Quindi ora andiamo di nuovo al Salmo 91. Scusate. Allora, noi perché abbiamo
letto in questo tempo il Salmo 91 e continueremo a leggerlo. Perché? Perché sono parole di fiducia che noi rivolgiamo al Signore. Noi lo proclamiamo ad alta voce. Quando lo leggete, leggetelo ad alta voce, affinché il nemico sente, affinché il nemico comprende veramente che noi siamo con Gesù. E noi siamo coscienti e convinti che Dio è con noi e se ci ripariamo presso di Lui non ci potrà mai accadere niente. Amen? Quindi noi dobbiamo essere convinti e lo dobbiamo recitare con convinzione, non recitare, lo dobbiamo leggere con convinzione. Noi non dobbiamo fare di quelle parole le nostre parole. Non devono essere le parole di Davide, ma devono essere le parole che lo Spirito Santo mette dentro il nostro cuore. Quindi quando noi ci apprestiamo a leggere questo salmo, facciamo di questo salmo la nostra preghiera. Diciamola con convinzione, perché quando Dio ci vede convinto, è contento. Cioè lui è contento, è come quando un padre vede che un bambino corre fra le sue braccia. Lui è contento di vedere che i suoi figli credono in lui. Quindi a maggior ragione quando lui vede questo, a maggior ragione lui si mette davanti come scudo davanti a noi e ci protegge da ogni male. Ci crediamo? Amen. Dobbiamo crederci veramente, perché quando noi siamo convinti, più convinti siamo, più il nemico fugge. Il Signore ci incoraggia ogni giorno, ogni momento, però il Signore non vuole da noi ipocrisia. Non vuole da noi preghiere perché ci spaventiamo e ricorriamo alle preghiere. Da noi il Signore vuole fede. Noi dobbiamo dimostrare fede. Noi dobbiamo fare i fatti, non le parole. Le parole chiunque le possono innalzare, ma i fatti è difficile farli se non c'è lo Spirito Santo che regna nella tua vita. Non è facile fare fatti, ma noi siamo stati chiamati a fare i fatti, amen? Quindi noi dobbiamo fare i fatti. Oggi il Signore ci vuole incoraggiare, ci vuole scuotere, ci vuole dire: io sono con te, perché tu hai paura? Perché tremi? Perché il tuo cuore si smarrisce? Abbi fede, fidati di me, io sono tuo padre e non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen. Noi dobbiamo essere convinti di questo, perché è il nostro padre e il padre non ci abbandonerà e non ci deluderà se noi riposiamo la nostra fiducia in lui, anche perché lui ci vuole vedere confidenti, lui ci vuole vedere riposanti in lui. Non vuole vederci come dei paurosi, non vuole vederci come degli insicuri. Siamo fragili, è vero, possiamo essere insicuri, è vero, siamo paurosi, è vero, ma sappiamo ora in chi crediamo. Se ancora siamo paurosi è perché ancora non capiamo di essere veramente nelle mani del Signore. Egli è il nostro scudo, Egli è la nostra corazza, è la nostra armatura completa e noi dobbiamo riposare al sicuro. Il mondo in questo momento purtroppo ha paura, trema e quindi ricorre a Dio, ok? Ricorre a Dio perché, e questo è bello perché in effetti finalmente si ricorda il mondo di Dio, che esiste un Dio grande, un Dio glorioso e un Dio che è Padre.
un Dio premuroso. Però Dio non si compiace della fede che noi riponiamo in Lui, ma non si compiace dei vari mormorii. Il Signore vuole che ognuno di noi sia chiara, perché il Signore ci ha dato una voce, ci ha dato la lingua e ci ha dato la bocca. E noi davanti a Dio dobbiamo aprire il nostro cuore per ricevere le sue parole di ispirazione, la sua preghiera, la preghiera che Lui vuole sentire da noi. E con la bocca dobbiamo usare la lingua e dobbiamo aprire la bocca. Perché il nemico deve sentire, il nemico deve vedere, deve capire che tu ami il Signore, deve capire che tu sei dalla parte del Signore, deve capire che tu ti fidi del Signore. Deve capire che noi ci innalziamo al Creatore, che noi innalziamo le nostre lodi e la nostra preghiera al Creatore, non alla creatura. La creatura non può nulla. Dio Padre Onnipotente può tutto. E dobbiamo essere convinti e dobbiamo anche dirlo agli altri. Dobbiamo avere veramente, mossi dallo Spirito Santo, dobbiamo avere questa compassione per chi ancora non è arrivato a questo punto, a questo livello. Dobbiamo parlare, dobbiamo scuotere le coscienze, perché il Signore vuole figli, vuole vedere figli, non persone che hanno paura e pregano perché hanno paura, ma sono distanti, oppure non capiscono, oppure non comprendono, oppure si rivolgono altrove. Il Padre Celeste ha creato il mondo. Il Padre Celeste è l'autore di ogni cosa. Lui è il potente creatore, amen. E ci è Padre. E Lui vuole essere adorato come Padre, ringraziato, cercato come Padre, e per amore ha mandato l'unigenito suo Figlio Gesù Cristo, amen. Ci ha lasciato un grande esempio di uomo e di Dio, Gesù Cristo, il quale è venuto per amore, si è sacrificato, ha dato se stesso per la nostra salvezza. Quindi noi non possiamo innalzare altre creature, noi dobbiamo innalzare il vero creatore, il Padre nella sua Trinità, nel Figlio e nello Spirito Santo. Questa è l'era dello Spirito Santo. E noi dobbiamo permettere che la gente incominci a conoscere, a capire la figura dello Spirito Santo. Perché è l'unico datore di vita che ci può aiutare veramente ad andare al Padre nel nome di Gesù. E noi dobbiamo andare al Padre nel nome di Gesù. Non ci sono altre vie. Unica è la via, Gesù Cristo. E Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Dobbiamo avere compassione comunque per coloro che non conoscono la parola, perché per ignoranza peccano, per ignoranza deviano, per ignoranza sono deviati. Ma voi vedete che ci sono molte persone che pregano, però perché la paura non passa? Perché sono sempre ansiosi? Perché sono sempre preoccupati, paurosi? Perché? Perché noi invece siamo gioiosi? Perché? C'è la differenza, no? Perché? Perché se ripongono l'uomo del mondo, se ripone la propria fiducia in una creatura che non può fare niente, trascurando il vero creatore, non può ricevere quella pace e quella gioia che solo lo Spirito Santo può donare.
I frutti dello Spirito sono pace, gioia, amore. Ti annuncia la verità pure, verità, no? Quindi, quando il mondo non conosce questa realtà e quando il mondo testardamente, perché purtroppo l'uomo del mondo ha la testa dura, quando il mondo non riconosce questo, può pregare, magari se il Signore vede la buona fede può anche ascoltare, ma non regnerà nella pace, non starà nella pace, non avrà questa pace che abbiamo noi, perché la pace ci viene data dal cuore che riposa in Gesù. Amen. Ci credete in questo? Ci credete? Allora, se il mio cuore riposa in Gesù, perché io mi fido di Gesù, perché io riconosco che Gesù è davanti a me per proteggermi, che è il mio scudo, è ovvio che sparisce ogni ansia, no? Ogni paura, ogni terrore, perché io ho piena fiducia in colui che tutto può. Amen. Se noi crediamo in questo, noi potremo veramente riposare nella pace e nella tranquillità. Però dobbiamo avere compassione per chi non ha raggiunto questo livello. Non possiamo sentirci arrivati e non possiamo sentirci a posto perché gli altri non ci arrivano e noi ci siamo arrivati. Anzi, grazie. Grazie Gesù perché ci ha dato questa grazia. Amen. Ma dobbiamo avere un occhio di riguardo verso coloro che non comprendono. Anzi, dobbiamo fare di tutto con le preghiere e nel momento giusto essere pronti per parlare ai loro cuori, perché anche loro devono arrivare, no? Anche loro devono capire. Stamattina io pensavo a Villalba come Villalba, Vallelunga, Mussomeli, cioè tutti questi paesi che ancora c'è un oscurantismo medievale, dove regna un'ignoranza biblica tremenda. E il nemico li gioca come vuole lui. Io stamattina veramente pensavo a questo, ho avuto un dolore nel mio cuore. Già che ne hai picca dolore, comunque. E ho avuto questo dolore nel mio cuore, ho pianto perché veramente pensavo a coloro che non sanno assaporare e non comprendono ancora la bellezza dello stare uniti a Gesù. La bellezza, la pace e la sinfonia che si crea nello stare in comunione con Gesù. Cioè, questa è la mia sofferenza. Io ho pregato stamattina, ho pregato come sempre. Ho pregato a maggior ragione stamattina perché volevo che quello che ho io lo potessero avere gli altri. Perché non è bello, il Signore ha fatto ogni creatura a sua immagine e somiglianza. Ed è giusto che ogni creatura ritorni al Creatore. E noi dobbiamo essere docili strumenti nelle sue mani. Parlare in tempo opportuno o inopportuno quando Dio vuole, senza sproloquiare, perché molte volte noi ci perdiamo con le parole. No, a volte basta anche un sorriso, basta una parola, senza fare troppi processi. Perché noi gli uomini siamo così, noi facciamo processi, siamo bravi a creare processi. Noi invece dobbiamo essere di quelli che amano il proprio prossimo e che si adoperano per rialzare questo prossimo, che comprendono o non comprendono. Certo, mi dispiace che noi non veniamo capiti da alcuni, da molti, o dalla maggior parte. Mi dispiace perché viviamo in questi contesti piccoli e di conseguenza è più difficile lavorare in questi contesti. Però siamo qua, il Signore ci ha messo qua, in questi paraggi, e quindi noi abitiamo in questi paraggi e noi ci dobbiamo dare da fare per dare agli altri quello che abbiamo noi.
Dobbiamo veramente portarli al Creatore, nel nome di Gesù e secondo la potenza dello Spirito Santo. Dobbiamo darci da fare, perché i tempi sono terribili. I tempi ormai sono terribili. Per noi che siamo con Gesù, la nostra vita è in Gesù. Che viviamo, che moriamo, siamo con Gesù. Amen. Amen. Che appena si parla di morte che siamo con Gesù. Ok? Quindi per il mondo invece è una tragedia. Tutto ciò che succede, tutto ciò che avverte il mondo è una tragedia. Cioè, perché tutto ciò che c'è nel mondo aumenta l'adrenalina. L'adrenalina però di paura, non adrenalina magari di forza e di coraggio. Psicosi proprio. Perché purtroppo, in effetti, come diceva Alessia, cioè purtroppo... Purtroppo il mondo è così, ma noi dobbiamo essere di quelli che danno coraggio a coloro che sono attorno a noi. Mi addoloro quando non comprendono, mi addoloro quando magari tu posti un salmo che è parola di Dio, che è una parola che apre il cuore verso Dio, dal quale possiamo ricevere ogni bene. Mi addoloro quando possibilmente questa parola non viene capita e viene postata altro. E vengono postate immaginette, che le immaginette pensano che arrivano a salvare. Ma come fa una creatura a salvare? Una creatura non può salvare. Che molti hanno la devozione alla Madonna, io sono felicissima, perché Maria è stata ubbidiente, è stata veramente una donna eccezionale, piccola ma una donna eccezionale, fragile ma una donna eccezionale. Ha detto sì, è andata controcorrente, era un'ebrea e ha detto è andata anche contro il suo popolo, contro le tradizioni e le usanze del suo popolo, pur di dire sì al Padre Celeste. E ci ha dato a noi Gesù. Gloria a Dio, quindi lei ha già un ruolo, un posto ben determinato. Lei è la benedetta fra le donne. Come lei non c'è nessuno. Però dobbiamo ricordarci che è una creatura. Io posso imitare Maria. Io la devo imitare. Io devo fare quello che lei ha fatto. Ma come ha detto anche lei, io devo fare quello che Gesù mi dice di fare. Perché la vera Maria porta Gesù. Amen. Ma devo ricordarmi che è una creatura. Dio è onnipotente, onnisciente, onnipresente. E come Lui non c'è nessuno. Solo Gesù è venuto sulla terra per dare il suo sangue per noi, per la nostra salvezza. Nessuno si è fatto uccidere per la nostra salvezza. Lui ha detto sì alla morte, ma ha vinto la morte, risuscitando il terzo giorno, ed è salito al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Amen. Quindi noi dobbiamo veramente cercare di annunciare la verità, perché dobbiamo portare le persone alla verità e immergerli nella verità. Non possiamo vedere che il mondo è così traviato, deviato, perché anche se si rivolgono alle creature, lo vedete, anche se la preghiera possibilmente è parte dal cuore, è sincera, ma ti stanno sempre in ansia, preoccupati, sempre scandati, tutti preoccupati, tutti scandati. Basta, alziamoci popolo, alziamoci nel nome di Gesù, facciamo vedere chi siamo in Cristo Gesù, dimostriamo che noi possediamo la verità, non la verità tutta, perché noi siamo sulla terra e la nostra sapienza è limitata, ok?
Solo Dio è limitato. Noi siamo sempre limitati, ok? Però facciamo veramente, alziamoci e mettiamoci apertamente dalla parte della verità e siamo franchi nell'annunciare la verità, affinché la pace che abbiamo noi, la gioia che abbiamo noi, l'amore che abbiamo noi, la possano avere anche loro. Amen. Perché mi volevo soffermare su alcune cose di questo salmo? Vi voglio fare capire una cosa, che molte volte noi non preghiamo ad alta voce. Allora, la preghiera silenziosa del tuo cuore è necessaria, perché il Signore conosce il tuo cuore e ascolta il tuo cuore. Amen. Questo è quando tu ti metti nella tua cameretta, preghi nel silenzio, ti immergi, lo adori. Questo va benissimo. Ma quando c'è di proclamare, ma quando c'è di combattere le follie del maligno, quando c'è di sbugiardare il maligno, noi dobbiamo alzarci e pregare. Pregare secondo lo Spirito, ma ad alta voce con la nostra bocca, nel nome di Gesù. Infatti voi se leggete al versetto 2, andiamo a leggere questo. Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia... Io dico all'Eterno. Non ho detto, qua non dice io penso all'Eterno. Io rifletto sull'Eterno, no. Io dico, dire, che significa parlare. Io dico all'Eterno, ok? Io dico all'Eterno, tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. È bellissimo questo, perché io glielo dico, tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza, io non temo niente perché tu sei con me, tu sei il mio scudo, la mia corazza, nessuno mi può fare niente, ma non per presunzione. Noi non dobbiamo essere presuntuosi, perché davanti a Dio dobbiamo essere sempre umili. Ok? Sottomessi a Lui, perché noi dobbiamo imitare Gesù. Gesù era mite ed umile di cuore e noi dobbiamo essere miti ed umili di cuore. Quindi io non dico per presunzione, ma dico per certezza di cuore, perché credo che tu sei, che il Signore, che l'Eterno è il mio Signore, è il mio scudo, la mia protezione. Amen. Poi se andiamo al versetto 9, leggiamo. Questa è come se fosse la risposta di Dio, no? Poiché tu hai detto, è come se l'Eterno parla ad ognuno di noi e ci dice, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male. Lo dice la parola. Noi dobbiamo credere. Non ti accadrà alcun male, poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, non ti accadrà alcun male, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda. Poiché egli comanderà ai suoi angeli riguardo a te di custodirti in tutte le tue vie. Ma fatelo vostro questo salmo e credeteci e riposate, perché dopo che preghiamo, ci crediamo, riposiamo pure, perché solo così noi possiamo ricevere. Poi andiamo al versetto 14, 15 e 16, gli ultimi 3 versetti. Questo è di nuovo è l'Eterno che parla. Poiché egli ha riposto in me il suo amore, io lo libererò. Io lo libererò e lo leverò in alto al sicuro,
perché conosce il mio nome. Quindi lui vuole che noi conosciamo il suo nome, che non recitiamo, ma proclamiamo, ma dichiariamo con forza e con fede tutto ciò in cui noi crediamo. Amen. Al versetto 15, egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nell'avversità, lo libererò e lo glorificherò. Quindi anche se noi attraverseremo, come dice la parola, avversità, lui ci libererà da tutte le avversità, perché lui è con noi, è davanti a noi come scudo e protezione. Amen. Il versetto 16, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Ma non è meraviglioso? Un applauso veramente a Gesù, che fa tutte queste cose, Signore. Lui è instancabile e lui fa grandi cose, quindi smettiamola di essere ansiosi, ansiolitici, di essere dubbiosi, di essere perplessi, di essere paurosi o di avere paura anche a proclamare, a dichiarare, a parlare. Finiamola, Dio è con noi, Dio è con chi si rifugia in Lui. E Dio non fa preferenze di persone. Se a volte vediamo le preferenze, perché fa preferenze, ma lui perché lui accetta chi confida in lui, chi riposa in lui, chi proclama, dichiara, parla, gli parla con tutto il cuore. Chi veramente prende le sue parole come oro colato, chi prende le sue parole e le fa proprie. Se il Signore dice, poiché tu hai detto, o Eterno, fatto di te il mio rifugio, io devo credere che è così. Il Signore è davanti a me. Egli è pronto per liberarci. Egli è pronto per liberarci, guarirci e aiutarci. Perché Egli può fare tutto questo, perché Egli è il creatore. Egli è il creatore, non è una creatura fragile e umana. Egli è il creatore di tutte le cose, colui che ha fatto tutte le cose. Amen. E per te, per me, per tutti noi ci ha messo la faccia, ha dato il suo corpo e ha sparso il suo sangue per noi, il suo sangue innocente. E io questo da piccola non lo capivo. Io reputavo Dio Padre Onnipotente come un crudele padre. Ma come fa un padre? Non lo capivo. Ma come fa un padre? Come ha potuto fare questo padre a dare Gesù nelle nostre mani? Come ha potuto fare? Poi ho capito, quando ho accettato Gesù nel mio cuore, lo Spirito Santo Gesù mi ha parlato del Padre e lo Spirito Santo mi ha fatto capire quale grande amore ha avuto per noi, per la nostra salvezza, da dare il suo unigenito figlio. E noi, se fossimo stati in quel tempo, avremmo detto, come hanno fatto anticamente, crocifigge, avremmo fatto. È inutile che diciamo io non l'avrei fatto, ma col senno di poi, ora, potremmo dire no, io non l'avrei fatto. Ma ora che hai accettato Gesù, che abbiamo accettato Gesù, ma quante volte l'abbiamo messo in croce con i nostri peccati? Ma quante volte noi l'abbiamo rinnegato? Ma quante volte noi gli abbiamo voltato le spalle? Ma quante volte per il piacere di un momento? Quante volte noi gli abbiamo detto no? Quante volte siamo stati ribelli? Quante volte il Signore ci ha chiamato con immenso amore e noi siamo stati sordi?
E quante volte ancora il Signore chiama, perché il Signore chiama tutti e vuole dare quello che ha dato a noi, lo vuole dare a tutti. Ma quante volte chiama anche attraverso di noi, ma tutti sono sordi, come eravamo noi un tempo. Quindi come il Signore ha fatto con noi, farà con loro, quindi preghiamo veramente con tutto il cuore per loro e diventiamo docili strumenti nelle mani del Signore, perché Egli farà veramente grandi cose per questo popolo, per il suo popolo farà grandi cose. Se non c'era nessuno che parlava, nessuno sarebbe diventato il suo popolo. Ma a quei tempi hanno parlato. Gli apostoli di quei tempi hanno parlato, i profeti di quei tempi hanno parlato. Molti strumenti sono stati nelle sue mani e molti hanno parlato al popolo. Noi non dobbiamo credere nelle nostre capacità, noi dobbiamo credere nella potenza di Dio, nella potenza dello Spirito Santo. Egli può convincere, Egli può guidare, Egli può rivelare, Egli può fare capire ciò che umanamente neanche noi possiamo affermare. Ma Egli lo può fare, quindi noi dobbiamo non credere in noi, ma credere nello Spirito Santo. Facciamo parlare Lui, lasciamo agire Lui farà ogni cosa. Se tu glielo permetti, se io glielo permetto, se tutti noi glielo permettiamo, glielo permetteremo, Lui farà grandi cose. Lui si muoverà senza che noi ce ne rendiamo conto. Lui agirà, Lui farà senza che noi ce ne rendiamo conto. Quindi risorgiamo dai nostri scoraggiamenti, risorgiamo da questa ondata di paure e di follia, risorgiamo da questo malessere mondiale e incoraggiamo quei cuori che sono turbati, terrorizzati, impauriti, secondo la grazia di Gesù e secondo la rivelazione dello Spirito Santo nell'amore del Padre. Amen? Facciamo un applauso a Gesù. Amen. Ci alziamo allora? Signore, noi vogliamo venire alla tua presenza. Ancora, Signore, noi vogliamo proclamare che tu sei il nostro protettore, tu sei il nostro scudo, tu sei la nostra salvezza. Noi non dobbiamo temere. Davanti a noi, anche che c'è un esercito, tu sei potente, Signore, da distruggere e annientare ogni nemico davanti a noi. Amen. Col tuo spirito, Signore, dai, metti potenza, metti grazia, metti gloria dentro di noi. Signore, anche se il nemico dovesse colpirci, noi sappiamo che tu sei con noi, Signore, in ogni istante, in ogni momento. Che non ci abbandonerai, che starai fermo, Signore. E ci darai ancora liberazione, ci darai ancora vittoria, ci darai ancora, Signore, potenza per vincere il nemico. Amen. Anche se per un attimo, Signore, il nemico può sopraffarci, noi sappiamo che tu sei con noi sempre, che ogni cosa nelle tue mani tu guidi e comandi ogni cosa. Noi sappiamo che tu guidi e comandi ogni cosa. Amen. Sei santo, Signore. Anche il nemico deve sottostare alle tue leggi, alle tue regole. E noi siamo con te. Se siamo con te, chi è contro di noi, Signore? Se noi siamo con te, chi è contro di noi? Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo. Ti preghiamo, Signore, ancora di stendere la tua mano. Stendi la tua mano, Signore. E di liberarci da questa peste mortifera che gira. Amen. Signore, noi sappiamo che tu sei forte e potente. Anche se dovesse toccarci questa peste, noi sappiamo che tu sei il guaritore e il liberatore. Amen. Ogni cosa è nelle tue mani, Signore. Proteggi il tuo popolo, proteggi i tuoi figli. In questa chiesa, Signore, ovunque nel mondo. Proteggi, Signore, quelli che ti appartengono. Nel nome di Gesù intervieni. Stendi la tua mano, Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo, Signore. E innalziamo, visto che non possiamo alzare le mani sul nostro fratello, alziamo le mani a te. Amen. Per lodarti, Signore. Amen. Grazie. Grazie, Gesù. Grazie, Signore.
Grazie, per la tua Gesù. fedeltà e la tua misericordia. Amen. Grazie per la tua fedeltà e per la tua misericordia, Santo. Amen. Grazie, Signore dei Gesù. Signori, noi ti lodiamo, ti benediciamo. Alleluia, gloria a te. Amen. Grazie Gesù. Amen. Grazie, Gesù.